Buongiornissimo a tutti. Sogno lo zomommo della serie Donnino e la figlia straviata. Lo padre denunzia la figlia mia è straviatella. Chiedo che vi raccomando è di stare dentro e di ascoltare tutte le regole che ne restano il nostro governo, che la cosa è abbastanza seria. Pure io mi se lo sapone a riposo e a così mi coro a mia moglie e sta figlia mia straviatella purtroppo. Poi queste 2 settimane passeranno presto, perciò state tranquilli, stiamo in rinza e a così vi facciamo a bere nelle altre puntate veramente. Ce la mettiamo tutta, neanche intanto ne divertiamo a fare questi videoclip e ci saranno veramente una cosa abbastanza gustosa nelle puntate che seguiranno. Va bene, mi raccomando ancora e vi facete 4 risate. Un po' di pazienza. Volete sapere le baffe perché ce l'ho? Intanto perché sono fatto vecchio. E in questo caso sono esigenze di copione. E andiamo a fare, chi sta la vita? Un bacione a tutti. Telematici, ma un bacione. Ciao. Ciao ragazzi, sono Sara dal balcone di casa mia, in attesa di rifare Vitina nella serie Donnino e la figlia straviata. Ci atteniamo alle regole del governo. Prima ci sbrighiamo, prima le rispettiamo tutti e meglio sarà. A presto! Ciao a tutti, da Nunzia che si trova nel suo bel divano e aspetta Turi. Non lo può abbracciare, non lo può toccare, non lo può baciare, però lo può pensare. E allora dico a tutti, pensiamo alle persone che amiamo. Il pensiero ci rende uniti. Comunque è stata scritta la 3ª puntata di Donnino e la figlia straviata. E cosa succederà fra Turi e Nunzia? Qualcuno li ostacolerà? O vivranno per sempre felici e contenti? Lo scoprirete. Comunque nel frattempo stiamo tutti a casa. Si possono fare tantissime cose a casa. Possiamo guardare la televisione, possiamo fare una partita a dama, possiamo fare un bellissimo puzzle. Però stiamoci tutti a casa. Non riuniamoci con gli amici, lo potremo fare poi in futuro. Non andiamo nei luoghi affollati, laviamoci spesso le mani. E soprattutto, ragazzi, appena finirà tutto questo, potremo continuare ad abbracciarci, a baciarci come abbiamo sempre fatto. E daremo un nuovo valore a tutto questo. Lo riscopriremo, lo guarderemo con altri occhi. E sarà bellissimo, sarà stupendo. Ciao a tutti, amici e fans della figlia straviata. Sono Rosina, ma non poteva mancare la sciallina di Rosina. Oggi la sciallina è bella colorata, a tutti i colori dell'arcobaleno, perché in una giornata così triste, il momento che stiamo vivendo, portiamoci addosso il colore e non dimentichiamo mai che siamo colore. Certo, guardare il mare da lontano mi fa stare male, però sono qua aspettando di poterci andare a fare dei tuffi. E nel frattempo non è che possiamo stare sempre chiusi in casa, quindi l'aria ce la possiamo prendere dal balcone e goderci del sole e aspettando momenti migliori. Ragazzi, questo è il nostro mare azzurro e vi aspetto al più presto per le prossime puntate. Un abbraccione e alla prossima sciallina. Buongiorno a tutti, sono Antonio Gervino, la new entry di Donnino e la figlia straviata. Il mio augurio è quello che possa finire presto questo incubo del coronavirus, in modo tale che finisca anche questo periodo buio e ritornare a vedere tutto a colori, proprio come il quadro che ho qua dietro di me. Ciao amici miei, statevi in casa, come stai facendo io? E allora, stando in casa, non mi avete a preoccupare di niente, né per gli altri e manco per le vostre care, manco per le vostre famigliari. Statevi in casa, sentite a mia, presto torniamo più forti di prima, presto ripigliamo a re tutte le nostre travaglie, tutto quello che abbiamo lasciato un girici lo ripigliamo a re. Statevi in casa, sentite a mia, leggete un libro, non vi piace leggere,
E allora finalmente vi mettete al computer, facete come a mia, io ho leggiuto, ma io misuro avanti sul PC e ho parlato con un sacco d'amici miei, facete pure una così vostri, tenevano scritte, aguantamone, Donnino e la figlia straviata arrivano presto, più presto di quanto vi potessimo immaginare. Arriviamo per la terza puntata. Ciao! E vi raccomando, statevi in casa. Già se sto scanto d'inza la merudda, lo virus a corona che fa festa. Arrigna c'ha la gente, c'ha la fuggia e più stiamo vicino, più non in festa. Se ne volemo bene veramente, la cosa giusta è stare nei distanti. Cerchiamo di passare questi momenti e tornare alla vita più festante. Lo mondo è sotto in capo per sta peste. Non lo sappiamo più come fare, dacci una mano tu, Pace Celeste, e cerca ai tuoi figli di salvare.